Dobar dan, ja sam došla do Buongiorno, vas zato sono što me venuta da zanima voi jedna perché mi interessa informacija. un'informazione. V bistvu sam dobila na delu In od službe sostanza, sono stata in danas je moj licenziata zadnji e oggi delovni è il dan mio ultimo in giorno zato me zanima lavorativo. kaj Per točno questo motivo vorrei sapere bi cosa esattamente predmeti, dovrei ki mi fare perché mi spetta pripadali la zavod disoccupazione in v Slovenia o in Sloveniji ali v Italia. Italiji. V bistvu In ne vem, na sostanza, kaj non se so a chi obrnem. rivolgermi. Torej, zaposlena ste bila v Italiji. Ja, Ha sem lavorato in zaposlena v Italia? Italiji, sem Sì, ho pač lavorato in Italia, sono naslov residente in prebivališče je v Slovenia e Sloveniji ogni giorno in mi sem recavo in se vsak automobile dan al lavoro in vozila z Italia. avtom v Italijo na delo. Quanto tempo è durato il contratto di lavoro, ovvero per quanto tempo lei è stata assicurata in V Italia? Italiji sem Ho delala 3 lavorato in leta, Italia sem per pa 3 anni, prej ma recimo prima ho 5 let lavorato tudi v per 5 Sloveniji anni anche in zaposlena. Slovenia. Naturalmente la V aiuteremo. vašem Nel primeru suo velja caso, za considerando che ha lavorato in Italia e come dice risiede in zakonodajnega Slovenia, zagotovila za l'indennità brezposelnost di pripada Republiki disoccupazione le Sloveniji. spetterà nella Kajti ima Repubblica di 30 Slovenia. dni Lei ha časa, da 30 giorni di zaprosite za tempo per zaposlitev presentare la po domanda per poslovnem zakonu l'indennità di Republike Slovenije za disoccupazione zaposlovanje. presso il Ta se competente zagotovi istituto del predvsem za lavoro nella poklicane Repubblica di rezidente Slovenia. Nello brezposelne stesso osebe. termine potrà Iz tega, kar ste iscriversi nam presso povedali, l'istituto delate nell'elenco delle pravite persone na 3 leta, disoccupate. Da quanto ci ha raccontato, possiamo concludere che lei è rimasta in trattamento dipendente in Italia per 3 anni. In questi anni il datore di lavoro le ha versato, poiché ha avuto un rapporto di lavoro ordinario, anche i contributi per l'indennità di disoccupazione e considerando che il rapporto di lavoro è cessato non per volontà sua, ma per licenziamento ordinario, in questo caso le spetta l'indennità di disoccupazione in Slovenia. La durata dell'assicurazione italiana, l'importo della retribuzione media e il motivo della cessazione del rapporto di lavoro risulteranno dal modulo U1 che verrà compilato dall'INPS, presso il quale è stata pagata la sua assicurazione e quando l'ente sloveno riceverà in mano il modulo U1 potrà rilasciare il provvedimento sull'indennità di disoccupazione che le spetterà nel suo caso per almeno 6 mesi, considerando che ha lavorato per 3 anni in Italia e anche per 5 anni in Slovenia. L'importo dell'indennità di disoccupazione è legato del resto agli importi massimi e minimi e le spetta nell'aliquota dell'80% della retribuzione nel primo trimestre e successivamente questa percentuale viene diminuita. Vorrei aggiungere che lei deve stare attenta all'assicurazione sanitaria, poiché in Slovenia questa cessa con la cessazione del rapporto di lavoro in Italia. Le consiglio pertanto di rivolgersi all'ente di assicurazione sanitaria della Slovenia e a provvedere alla stipula dell'assicurazione sanitaria per il tempo di attesa del provvedimento, con il quale verrà disposto sulla sua indennità di disoccupazione. Nel periodo in cui lei percepirà detta indennità, porterà il relativo provvedimento, sempre all'ente di assicurazione sanitaria, poiché l'assicurazione è legata alla durata dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione. Lei porterà personalmente il modulo U1 all'INPS, oppure l'ente sloveno potrà presentare la domanda a nome suo. Disponiamo anche noi del modulo U1 dell'INPS, al quale è necessario allegare le ultime 4 liste paga e la copia della lettera di dimissioni. Aha, dobro, Bene, hvala za grazie informacijo. Torej, to dell'informazione. pomeni, da Questo grem v significa che bistvu domani vado na in zavod in mi disoccupazione bojo e loro mi diranno povedali, se devo ali rabim sistemare še kaj altre pri vas. questioni qui da voi. Potrà di nuovo rivolgersi a noi se dovesse constatare dei ritardi nel rilascio del modulo U1 dell'INPS e cercheremo di prendere provvedimenti contro l'ente previdenziale italiano o indagare dove si è bloccata la procedura, rimanendo a sua disposizione per ulteriori eventuali richieste o domande relative al lavoro transfrontaliero. Dobro, najlepša hvala za Grazie delle informacijo. informazioni. Prosim.